Siamo qui con Maurizio Tiozzo, tra gli organizzatori del Chioggia Che Storia Festival. Come sta andando il festival, Maurizio? Allora salutiamo intanto gli amici, siamo molto contenti. Devo dire che il festival è piaciuto alla città, ai turisti, quindi abbiamo avuto un grosso afflusso, quindi ovviamente il nostro non è che una cosa molto piacevole e quindi siamo molto soddisfatti. Al potere del compravendura al centro senso, assolutissimamente no. Organizzatore Maurizio Tiozzo di questo festival, ma anche di tanti altri eventi e anche eventi reggae. Questa sera con Scardi com'è ritrovarsi? Beh, è un piacere ritrovarsi con un artista di questo tipo dopo tanti anni, non è che è una cosa molto soddisfacente. Speriamo che ovviamente piaccia, vedo che le telefonate sono state numerose, quindi sicuramente anche questa sera, come le scorse sere, sarà, e me lo spero, sarà un successo. Grazie. Nei tuoi eventi unisci musica, gastronomia, come trovi insomma questo binomio? Ma vedi, tutto quello che tu stai vedendo ha dei costi che in parte sono supportati da alcune sponsorizzazioni e in questo caso anche dall'amministrazione comunale. Tutto il resto lo devi attingere dal cibo, quindi, e poi anche uno che viene a vedere un festival ha bisogno di mangiare, di bere una birra, quindi di stare anche in compagnia, quindi questo è lo spirito della cosa, condividere il cibo con la musica.